Buongiorno, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Le varianti in circolazione ci preoccupano, il nostro impegno è quello di procedere al tracciamento nel minor tempo possibile per studiare le dinamiche delle mutazioni del virus. A dirlo questa mattina il vicepresidente della Regione Riccardo Riccardi, che ha visitato la piattaforma di genomica ed epigenomica in area Science Park a Basovizza, e proprio in questa struttura che si svolgono analisi e ricerche strategiche in questa fase. Vice governatore Riccardi, oggi a Basovizza abbiamo visitato il laboratorio di genomica con un data center molto importante per la lotta al Covid. Sono gli strumenti che hanno consentito la possibilità di sequenziare il virus e di conseguenza anche individuare le ultime varianti inglesi che abbiamo inviato all'Istituto Superiore di Sanità, quindi sicuramente un patrimonio di conoscenze, di competenze e anche di strumenti importanti ai quali la Regione in maniera lungimirante negli anni ha investito, e non ha investito adesso, ha investito da molti anni, e questo dimostra che anche nell'attività di ricerca non bisogna mai avere paura di investire, perché questo poi consente di governare al meglio purtroppo fatti come quelli che stiamo vivendo. In questo senso quanta paura fanno queste nuove varianti? Insomma, io non credo che dobbiamo parlare di paura, dobbiamo analizzare una situazione che esiste. Il tema delle mutazioni è reale. Le preoccupazioni sono elevate, ormai non parliamo più di una sola variante, parliamo anche di altri casi che nel nostro paese ci sono. Questo deve aumentare l'utilizzo di queste competenze, di questi strumenti che fortunatamente sono a disposizione nell'individuare questi fenomeni e fare in modo che questi possano essere tracciati nel minore tempo possibile, in maniera che possano essere in qualche modo isolati e anche studiati per la dinamica che quelle mutazioni presentano, che vediamo sono molto diverse da quelle che fino ad oggi sono state anche le cose che siamo riusciti ad osservare. Quindi la capacità del governo di un sistema di questo genere è riuscire a capire quello che può, ipotizzare quello che può accadere in futuro, mai fermarsi rispetto alla pur evidente complessità che stiamo gestendo, con all'ordine del giorno come priorità ovviamente l'accelerazione della campagna vaccinale, sperando di avere a disposizione naturalmente sempre maggiori dosi per poter procedere in un lavoro importante che anche in Friuli Venezia Giulia si sta facendo. Prosegue la fase 2 della vaccinazione, che vede protagonisti gli ultra ottantenni. Oggi si comincia anche a Udine nei padiglioni della fiera. Ieri in Friuli Venezia Giulia sono stati vaccinati 2.380 cittadini, di cui 1.023 over 80, con 875 maschi e 1.505 femmine. Il bilancio è stato diffuso ieri sera dal vicepresidente del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi. Grazie alle adesioni dei cittadini e al lavoro del personale del nostro SSR, ha scritto Riccardi sui social. Per quanto riguarda l'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, il direttore generale Massimo Braganti ha fatto sapere che oggi sono previste 770 inoculazioni. Si comincerà anche a Udine, nella zona della fiera di Torriana di Martignacco. Per mercoledì l'obiettivo è di vaccinare 900 persone tra Palmanova, Latisana, Mortegliano, Gemona, San Daniele, Codroi, Pottolmezzo e Martignacco. 500 milioni di euro, a tanto ammonta, secondo il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga, i danni diretti e indiretti causati dall'ordinanza del Ministro della Salute Roberto Speranza, che ha bloccato l'attività sciistica. A dirlo lo stesso Fedriga, intervenendo questa mattina alla trasmissione radiofonica Radio Anch'io. Quando il governatore è stato fatto notare che la scelta di non riaprire gli impianti è stata presa per le varianti del Covid-19, ha risposto che lo studio sulle varianti è stato fatto su dati del 3 e 4 febbraio e dunque era noto già a inizio settimana, non la domenica alle 19. Date e ora si riferiscono alla comunicazione ufficiale della decisione di Speranza, allo stop allo sci. Fedriga ha anche criticato il fatto che la decisione di non riaprire gli impianti sia stata appresa tramite comunicato stampa. Domenica però, ha sottolineato ancora il Presidente del Friuli Venezia Giulia, gli operatori e le attività avevano già fatto gli ordinativi ed erano pronti ad aprire, dunque il governatore contesta i tempi e i metodi. Fedriga ha ribadito la necessità che vi siano indennizzi immediati alle attività.
Siamo nelle notizie di cronaca, è stato colpito dal calcio di un bovino, infortunio sul lavoro per un uomo questa mattina in un'azienda agricola a Plasencis di Mereto di Tomba, nella zona di via Prati della Villa. L'uomo è stato colpito al torace quando erano da poco passate le 8:30. Le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo immediatamente soccorso è stato trasportato con l'elicottero sanitario all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Udine. 2 donne sono finite in manette alla Tisana dopo aver tentato di rubare in alcune abitazioni. Si tratta di 2 persone domiciliate nel campo nomadi di Portogruaro già gravate da precedenti. La coppia è stata fermata dai carabinieri mentre era in procinto di lasciare la Tisana, subito dopo aver tentato il furto in una casa di un 21enne del luogo che ha sorpreso le ladre riuscendo a sventare il colpo e a metterle in fuga. Le arrestate di 31 e 20 anni provenendo da un'altra regione senza giustificato motivo sono state anche sanzionate per aver violato il divieto che non permette gli spostamenti tra le regioni. Con la convalida dell'arresto le 2 donne sono state sottoposte all'obbligo di dimora a Portogruaro, riceveranno inoltre il foglio di via obbligatorio. Passeggia sul sentiero e trova una vecchia bomba da mortaio. È successo domenica quando un escursionista impegnato in una passeggiata lungo un sentiero posizionato sopra Fedis ha trovato un ordigno risalente alla Grande Guerra, probabilmente una bomba da mortaio. Già la scorsa settimana a Subit sopra Attimis il proprietario di una seconda casa aveva rinvenuto nel suo giardino un altro residuato bellico in cattivo stato di conservazione. Le 2 aree sono state isolate per sicurezza in attesa dell'arrivo degli artificieri dell'esercito che le porteranno in un luogo sicuro per farle brillare. Ecoforum, presente e futuro dell'economia circolare in Friuli Venezia Giulia. Il 18 febbraio la diretta di Lenga Ambiente Friuli Venezia Giulia ospiti gli attori della raccolta rifiuti ARPA, aziende e amministrazioni regionali e locali. La regione Friuli Venezia Giulia è tra le più virtuose nella gestione dei rifiuti urbani. Dal 2016 supera la soglia di legge del 65% di raccolta differenziata. Il 22% dei comuni ha una produzione di secco residuo inferiore ai 75 kg per abitante annuo, valore che colloca la nostra regione al 3° posto tra quelle italiane. Ci sono comunque margini di miglioramento nel futuro, valorizzando e generalizzando alcune prassi virtuose, aprendosi a nuove sperimentazioni e allargando l'orizzonte della riflessione. Di questo si parlerà durante la seconda edizione regionale di Ecoforum, evento online dedicato all'economia circolare. L'appuntamento è per giovedì 18 febbraio dalle 10 alle 13 sulla pagina Facebook Legambiente FVG e sul sito della Nuova Ecologia. Sarà Cristina Sgubin dell'Osservatorio regionale dei rifiuti, dei sottoprodotti e dei flussi di materiali di ARPA FVG ad aprire i lavori. Durante la prima sessione dell'Ecoforum, i rappresentanti dei gestori dei rifiuti del Friuli Venezia Giulia sono invitati ad intervenire anche sul tema della qualità del materiale raccolto. A seguire un approfondimento sulla campagna di Legambiente Civico 5.0 che sperimenta anche nuove formule di gestione della raccolta nei condomini. Verrà gettato un occhio a cosa succede oltre confine con un intervento di un funzionario del comune di Klagenfurt. Protagonisti dell'Ecoforum anche buone pratiche aziendali di economia circolare e poi il progetto Eco Economie Circolari di Comunità che esplora diversi aspetti legati alla capacità dell'economia circolare di coinvolgere nella transizione ecologica anche le persone in condizioni di marginalità. La mattinata si concluderà con le premiazioni del concorso Comuni Ricicloni FVG 2020 che premia i municipi più virtuosi nella raccolta dei rifiuti. Allarme nella notte per una persona che non dà più notizie di sé. Si tratta di un uomo di Amaro che non ha fatto poi rientro a casa. I vigili del fuoco di Tolmezzo e Udine hanno attivato una base per le ricerche con l'unità di comando locale. A denunciare la sua assenza è stata la moglie che ha dato l'allarme quando il marito non ha fatto rientro a casa come di consueto. Si sono attivati immediatamente i pompieri del distaccamento di Tolmezzo per le ricerche, allertati anche i carabinieri della compagnia del capoluogo Carnico, il soccorso alpino della Guardia di Finanza e i volontari del CNAS. L'uomo ha lasciato a casa il telefono cellulare e le chiavi dell'auto. Chi ha informazioni deve chiamare immediatamente il 112. Ha visto svolazzare sulla rotatoria di Sistiana dei biglietti gialli e blu. Incuriosito, un triestino di 30 anni ha arrestato l'auto e li ha raccolti prima che il vento li portasse via. Con suo grande stupore il giovane ha poi scoperto che non erano volantini pubblicitari ma banconote. A pochi metri dai soldi l'uomo ha poi notato a terra anche un borsello abbandonato con l'interno di
certi versi documenti. Senza pensarci un attimo, dimostrando grande onestà, il trentenne ha raccolto tutto, consegnando gli oggetti ai carabinieri di Aurisina. Poco dopo, grazie ai militari dell'arma, il legittimo proprietario è stato quindi contattato, potendo riprendere possesso dei suoi documenti e circa 300 euro che aveva smarrito. Si tratta di un friulano di 60 anni in zona per lavoro che per la fretta era partito lasciando il borsello sul tettuccio dell'auto. Noi siamo in chiusura, subito dopo la pubblicità appuntamento con A Voi la linea, poi l'informazione ritornerà in diretta alle 16:30. Buona giornata.